Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Proseguiamo la lettura del libro I segreti di Taverner, dottore dell'occulto di Dion Fortune. Siamo arrivati al primo capitolo, Brama sanguinaria, siamo al secondo paragrafo, diciamo così. Bene, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, per il vostro sostegno importante, e iscrivetevi anche al canale del Marietto Veneziano, dove troverete sicuramente delle cose molto interessanti. Bene, riprendiamo la lettura. Un pomeriggio piovoso ricevemmo la visita di una vicina, un avvenimento abbastanza raro, poiché Taverner e i suoi modi erano guardati con sospetto. La nostra ospite si liberò dell'impermeabile grondante d'acqua, ma rifiutò di togliersi la sciarpa che, nonostante la giornata tiepida, si era avvolta ben stretta attorno al collo. «So che siete specializzato nella cura di casi mentali», iniziò rivolgendosi al mio collega. «Mi piacerebbe molto discutere con voi di una questione che mi preoccupa». Taverner annui, scrutandola con occhi attenti alla ricerca dei sintomi. «Riguarda un mio amico, in effetti, penso di poterlo chiamare mio fidanzato, perché sebbene mi abbia chiesto di lasciarlo libero dall'impegno preso, mi sono rifiutata di farlo. Non è che io desideri tenere legato a me un uomo che non mi ama più, ma sono convinta che lui tenga ancora a me e che qualcosa di lui non mi vuole parlare si sia messo tra di noi. Qualcosa di cui lui non mi vuole parlare si sia messo tra di noi. L'ho pregato di essere sincero con me e di farmi condividere il problema, perché ciò che può sembrargli un ostacolo insormontabile può non esserlo per me, ma voi sapete come sono gli uomini quando pensano che sia in gioco il loro onore». Ci guardò prima l'uno e poi l'altro sorridendo. Nessuna donna ritiene che il proprio uomo sia del tutto cresciuto, e forse è proprio così. Poi si piegò in avanti e giunse le mani con fare eccitato. «Penso di aver trovato la chiave del mistero. Vorrei che mi diceste se è plausibile oppure no». «Mi date dei dettagli?» chiese Taverner. «Donald e io ci siamo fidanzati quando si trovava a distanza qui per l'addestramento militare. Ormai sono trascorsi quasi 5 anni e siamo sempre stati in perfetta armonia. Quando lasciò l'esercito tutti iniziammo a notare in lui un cambiamento. In particolare, anche se continuava a tornare a casa spesso, ha iniziato a evitare di restare da solo con me. Avevamo l'abitudine di fare lunghe passeggiate nella brughiera, ma nell'ultimo periodo si è rifiutato categoricamente di farlo. Poi, senza alcun preavviso, mi ha scritto e mi ha detto di non potermi più sposare e di non volermi più vedere, aggiungendo una cosa curiosa alla sua lettera. Diceva: «Se anche dovessi venire da te e chiederti di vederti, ti prego di non acconsentire». La mia famiglia era convinta che si fosse impegnato con qualche altra ragazza ed erano tutti furibondi con lui perché mi aveva lasciata. Io però ero convinta che la storia fosse un'altra. Gli scrissi, ma non ricevetti alcuna risposta, così giunsi alla conclusione che dovevo lasciarmi la cosa alle spalle. Poi improvvisamente si fece vivo di nuovo ed ecco dove inizia la parte strana. Una notte udimmo i polli schiamazzare e pensammo che fossero inseguiti da una volpe. I miei fratelli uscirono armati con mazze da golf e io li seguii. Quando arrivammo al pollaio, trovammo alcuni polli con la gola squarciata, come se li avesse assaliti un ratto. Ma poi i ragazzi scoprirono che la porta del pollaio era stata forzata, una cosa che un ratto non poteva fare. Pensarono che forse uno zingaro aveva cercato di rubarli e mi dissero di tornare a casa. Lo stavo facendo quando all'improvviso qualcuno mi sbucò di fronte. Era abbastanza chiaro perché la luna era quasi piena e riconobbi Donald. Tese le braccia e io andai verso di lui, ma invece di baciarmi, piegò la testa e, guardate, scostò la sciarpa dal collo e ci mostrò un semicerchio di piccoli segni blu sulla pelle, proprio sotto l'orecchio, segno inconfondibile di denti umani. «Stava cercando la giugulare», commentò Taverner. «Fortunatamente per voi non ha bucato la pelle». Gli chiesi: «Donald, ma che cosa stai facendo?» La mia voce sembrò riportarlo in sé. Mi lasciò andare e si gettò tra i cespugli. I ragazzi lo inseguirono, ma non riuscirono a prenderlo, e da allora non l'abbiamo più visto. «Immagino che abbiate informato la polizia», commentò Taverner. «Mio padre li ha informati che qualche ignoto aveva tentato di rubare nel pollaio. Vedete, non abbiamo detto loro di aver visto Donald». «E girare da sola, sapendo che potrebbe nascondersi nei paraggi?» annui. «Devo raccomandarvi di non farlo, Miss Winter. Con molte probabilità l'uomo è estremamente pericoloso, specialmente per voi. Vi faremo accompagnare da una macchina».
Pensate che sia diventato matto? Io la vedo proprio così. Penso che anche lui sapesse che gli stava accadendo e che per questo abbia troncato il nostro fidanzamento. Dottor Taverner, non c'è niente che si possa fare per lui. Ho la sensazione che Donald non sia impazzito nel modo consueto. Una volta avevamo una cameriera che era uscita di senno e tutto in lei sembrava malato, non so se mi spiego. Nel caso di Donald è come se soltanto una piccola parte di lui fosse diventata folle, come se la pazzia fosse fuori di lui. Riuscite a capire cosa intendo? Mi sembra che abbiate detto una descrizione molto precisa di un caso di interferenza psichica, quello che un tempo veniva definito essere posseduti dal diavolo, rispose Taverner. Potete aiutarlo? Chiese ansiosamente la ragazza. Posso senz'altro aiutarlo se riuscirete a portarlo da me. La volta seguente che ci recammo all'ambulatorio di Harley Street trovammo un appuntamento per un certo capitano Donald Craigie. Era una persona dal fascino singolare, uno di quegli uomini sensibili e originali che possiedono tutte le doti per divenire artisti. In condizioni normali doveva essere un compagno delizioso, ma quando ce lo trovammo di fronte alla scrivania dell'ambulatorio era un uomo che stava vivendo una disgrazia. Potrei anche confessare la faccenda, iniziò. Suppongo che Beryl vi abbia detto dei polli. Ci ha raccontato che avete provato a morderla. Vi ha detto che ho morso i polli? No. Beh, l'ho fatto. Calò il silenzio per un momento, poi Taverner lo interruppe. Quando è iniziato questo problema? Dopo un'esplosione. Sono stato scaraventato fuori da una trincea e l'esplosione mi ha scosso gravemente. Pensavo di essermela cavata con poco, perché sono stato in ospedale soltanto 10 giorni, ma suppongo che queste siano state le conseguenze. Fate parte di quelle persone che hanno orrore del sangue? Non in modo particolare, non mi piace, ma riesco a tollerarlo. Dobbiamo imparare a conviverci in trincea. C'è sempre qualcuno che viene ferito anche nei periodi più tranquilli. È ucciso, aggiunse Taverner. Sì, è ucciso, concordò il nostro paziente. Quindi in voi si è sviluppato un forte desiderio di sangue? Proprio così. Carne al sangue e tutto il resto, suppongo. No, non serve a niente, sembra una cosa terribile da dire, ma quello che mi attira è il sangue fresco, quello che sgorga dalle vene della mia vittima. Ah, esclamò Taverner, questo conferisce al caso un aspetto differente. Non pensavo che la cosa sarebbe stata senza speranza fino a questo punto. Al contrario, ciò che mi avete appena detto rende la prospettiva molto più promettente. La vostra è non tanto una brama di sangue, che avrebbe potuto essere un effetto del subconscio, quanto piuttosto una fame di vitalità, e la cosa è piuttosto diversa. Craigie alzò lo sguardo rapidamente. È esattamente così. Fino ad ora non sono mai riuscito a esprimerlo a parole, ma voi avete colpito nel segno. Mi accorsi che la perspicacia del mio collega gli aveva dato molta fiducia. Vorrei che veniste nella mia casa di cura per un periodo, sotto la mia diretta osservazione, gli propose Taverner. Mi piacerebbe molto, ma penso che prima dovreste sapere qualcos'altro di me. Questo problema ha iniziato a influire sul mio carattere. Inizialmente sembrava una cosa esterna a me, ma adesso inizio a soddisfarla, quasi ad aiutarla, a cercare modi per gratificarla senza mettermi nei guai. Ecco perché sono andato a cercare le galline quando mi trovavo a casa di Winter. Temevo che avrei perso il controllo e che sarei andato a cercare Beryl, ma alla fine l'ho fatto ugualmente, quindi non è servito a molto. In effetti penso che abbia fatto più male che bene, perché sembra quasi che sia entrato in un contatto più intimo con questa cosa dopo aver ceduto all'impulso. So che la cosa migliore da farsi sarebbe quella di uccidermi, ma non ne ho il coraggio. Una volta morto temo fortemente di incontrare questa cosa, qualsiasi essa sia, faccia a faccia. Non dovete preoccuparvi di venire alla casa di cura, lo rassicurò Taverner. Ci prenderemo cura di voi. Dopo che se ne fu andato, Taverner mi disse: Avete mai sentito parlare di vampiri, Roz? Sì, certo, risposi. Avevo l'abitudine di leggere Dracula per addormentarmi tempo fa, quando soffrivo di insonnia. Quello, indicando con un cenno della testa l'uomo che si stava allontanando, ne è un esempio notevole. Intendete dire che avete intenzione di portare un caso orribile come quello a Hind the Head? Non è un caso orribile, Rhodes, ma un'anima in pericolo. L'anima può non essere rispettabile, ma si tratta di un nostro simile. Lasciate che esca e ben presto si ripulirà. Spesso mi meravigliavo della tolleranza e della compassione di Taverner per l'umanità che commette errori. Più vedrete della natura umana, mi disse una volta, meno vi sentirete incline a condannarla, perché vi renderete conto di quanto duramente ha combattuto. Nessuno fa del male perché gli piace, ma perché è il minore dei due mali.
Bene, abbiamo letto il secondo capitolo di Brama di Sangue, che è il primo racconto di questo bellissimo libro, e noi ci ritroviamo con la prossima lettura, sempre qui su questo canale, sempre di questo testo. Vi aspetto. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.